Ancora un buongiorno da Telefriuli, ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea, che apriamo andando a collegarci in diretta da Udine, in particolare da Largo delle Grazie all'imbocco di via Pracchiuso, perché lì per noi c'è Isabella Gregoratto per parlare della festa di San Valentino che quest'anno si farà e scopriamo come appunto con lei. A te Isabella, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Hai già spiegato tu, mi trovo qui all'inizio di via Pracchiuso, la via storica in cui da secoli si svolge la manifestazione di San Valentino, manifestazione che lo scorso anno è rimasta bloccata, non si è fatta a causa del Covid. Con noi l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani per parlarci proprio dell'iniziativa del Comune, della decisione presa, una decisione dell'ultima ora. Praticamente San Valentino si ritornerà a fare. Sì, ovviamente il periodo impone purtroppo in questi momenti e per questo tipo di eventi di arrivare all'ultimo minuto nella scelta, però anche questa volta abbiamo voluto dare un segnale di speranza, riprendere un'iniziativa che purtroppo per ovvi motivi l'anno scorso non si è potuta svolgere, però ci sembrava giusto, ecco, dare questo segnale alla cittadinanza. Il Comune ogni volta in cui si è potuto, nonostante moltissime difficoltà e tantissimi sforzi che erano richiesti, ha cercato sempre, quando possibile, di fare questo tipo di iniziative e pensiamo sia un bellissimo segnale. Ovviamente quello che intendiamo fare è di far svolgere l'evento della Fiera di San Valentino, ovviamente però farlo svolgere in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative. Ci siamo confrontati con la Questura, con i rappresentanti delle categorie economiche interessate all'evento e penso che insomma, quello che volevamo fare, e cioè far svolgere l'evento in sicurezza, possa avvenire. Ovviamente gli sforzi ci saranno in particolare del personale di vigilanza che controllerà agli accessi il possesso del Green Pass per chi intende partecipare alla fiera, ovviamente evitando invece i controlli ad esempio per i residenti o per coloro che devono semplicemente attraversare via Pracchiuso, e ci sarà anche un'attività molto importante da parte della polizia locale che supporterà sia gli operatori che i partecipanti alla fiera affinché l'evento si svolga in massima sicurezza. Ecco, prima di passare la parola al comandante Eros Del Longo, volevo chiederle anche se avete già stilato una scaletta di massima alle giornate, perché San Valentino è il 14 di febbraio, ma pensate che la manifestazione si svolga solo in una giornata o che possa essere allargata come è capitato in diverse occasioni? No, la fiera di San Valentino si svolge solo il 14 di febbraio, che è appunto la festa di San Valentino, la festa degli innamorati. Ci saranno 36 stand, quindi un'offerta comunque di una certa quantità, oltre che di qualità per i partecipanti alla fiera, però sarà solo il giorno 14 durante tutto l'arco della giornata, quindi si partirà la mattina tra le 9:30 e le 10 fino alla sera. Questo ovviamente per consentire comunque anche una dilazione dei tempi e per consentire a chiunque voglia partecipare di trovarsi il tempo necessario per tornare in via Pracchiuso alla festa di San Valentino. Bene, parliamo con il comandante Eros Del Longo, quindi diceva già l'assessore che praticamente dovrete effettuare più che controlli, dovrete affiancare le persone che lavorano, no? Perché siano mantenute le distanze, per rispettare le norme anti-Covid. È quello che noi stiamo facendo già da 2 anni in relazione a quelle che sono le manifestazioni che l'amministrazione ha sempre cercato comunque di realizzare, ponendo in essere tutte quelle misure preventive volte a far sì che si svolga in sicurezza, quindi garantendo con la nostra presenza e con il supporto di altri operatori di sicurezza che vengano rispettate quelle regole minime che ci consentono e consentono tutti quanti di goderci di queste manifestazioni e continuare a farle in totale sicurezza. Ecco, quindi ci saranno praticamente dei blocchi per entrare, ci saranno degli accessi? Ci saranno degli accessi. Un accesso chiaramente qui dove ci troviamo noi e un accesso poi su Piazzale Cividale. Sì, esattamente, ci saranno quindi controlli agli accessi, di essere in possesso del Green Pass, e poi ci saranno ovviamente anche all'interno la presenza di personale in divisa per garantire che sempre si svolga tutto nel rispetto di quelle che sono le regole di prevenzione per garantire che queste manifestazioni si continuino a fare. E lei prevede di impiegare quanto personale sul territorio per quella giornata?
Ma noi quando ci sono manifestazioni andiamo a calibrare il personale in relazione a quello che poi è anche l'affluenza di persone alla manifestazione, quindi si parte con un'aliquota minima di controlli fatti da una pattuglia per turno di servizio, salvo poi avere diciamo nel giro di qualche minuto la possibilità di far intervenire anche pattuglie di pronto intervento allorché se ne renda necessario. Sì, comunque vi sarà un compito, sarà più facile rispetto a tenere sotto controllo la fiera di Santa Caterina, perché questa strada qui ha questo accesso, l'altro e poi ha solamente un paio di laterali, quindi sarà più semplice. Che cosa dice? Sicuramente il contesto operativo è più facilitato rispetto a una manifestazione come Santa Caterina, poi non dimentichiamo che bene o male non abbiamo mai avuto grossi problemi con i nostri concittadini, che sono sempre stati abbastanza ligi alle regole, quindi non abbiamo questa preoccupazione che possano verificarsi situazioni particolarmente gravi, insomma. Bene, ringraziamo anche il comandante della polizia locale Eros Del Longo, ringraziamo l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Qui da Largo delle Grazie, inizio via Prachiuso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Un richiamo vaccinale annuale ma non obbligatorio per il Covid-19. Sono queste le previsioni dell'infettivologo Massimo Crapis, dal momento che la pandemia sta regredendo in endemia. E a proposito di bambini, il medico ha parlato di un virus meno aggressivo e di pochi casi gravi. Sentiamolo. Siamo con Massimo Crapis, lui è responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Ci sarà un vaccino ad hoc, cioè come l'antinfluenzale? Molto probabilmente sarà questa il destino, un richiamo tra virgolette annuale con un vaccino diciamo lievemente diverso, cioè differenziato rispetto a quello precedente in base alla variante che dominerà la scena in quella volta. Poi da determinare se destinarlo solo ed esclusivamente alle persone fragili, quindi diciamo così teoricamente gli ultra 65 anni e quelli con patologie e determinate categorie, oppure se ancora, diciamo così, destinarlo a tutta la popolazione. Dottore, si sta vedendo già un miglioramento dal punto di vista della pressione ospedaliera o è ancora troppo presto per cantare vittoria? Purtroppo dal punto di vista ospedaliero, ma questo diciamo era un dato atteso, noi vediamo le cose sia in meglio che in peggio a distanza di circa 2 settimane, statisticamente 2 settimane rispetto a quelle che sono le curve. Quindi le curve ci danno conforto perché stanno riducendosi, ma al momento purtroppo la pressione a livello intraospedaliera non si è allentata. Ma ripeto e spero che entro le prossime 2 settimane questo succederà, ne abbiamo bisogno assolutamente tutti. Recuperi, tempi di recupero, ma soprattutto anche la salute tra vaccinati e non vaccinati. Ci sono delle analogie, delle differenze, ci sono delle diversità. Che cosa state osservando in questo momento? Allora, anche su questo le differenze sono eclatanti tra vaccinati e non vaccinati, nel senso che i vaccinati non solo hanno delle forme cliniche più blande, nella maniera, diciamo così, in una maniera statisticamente molto evidente, ma anche il cosiddetto post-Covid o long Covid in realtà è nettamente meno incidente nella popolazione vaccinata rispetto invece ai non vaccinati, che purtroppo continuano ad avere quel diciamo 20-30% di persone, di pazienti che a prescindere dalla tipologia di gravità che hanno avuto, quindi possono aver avuto anche una forma blanda, ma in realtà poi possono avere dei sintomi residui che si trascinano per settimane o anche mesi. Per i bambini invece abbiamo visto che inizialmente erano quelli meno colpiti, forse la percentuale era bassissima, adesso forse sono le persone, gli esserini più colpiti. Ecco, c'è da preoccuparsi, dottore, oppure stanno reagendo forse un po' meglio rispetto agli adulti? Sì, diciamo che questa è una cosa molto interessante, nel senso che all'inizio i bambini sembravano, tra virgolette, risparmiati. In realtà dobbiamo considerare che la scuola è stata la prima ad entrare in lockdown, perché se ci ricordiamo c'era il ponte di Carnevale e poi non si è più tornati a scuola, quindi, e poi dopo poco c'è stato il lockdown in realtà anche per tutti. E poi la DAD, eccetera, ha diciamo costellato la scuola dei bambini. Questo ha fatto sì che siano stati protetti per mesi dalle restrizioni, non tanto dal poco impegno che il virus dava a livello dei bambini.
Non è quindi un caso che da quest'anno, quando in realtà le restrizioni sono state inferiori, e non è una critica ma è solo una constatazione, anche perché io in realtà ero anche favorevole sul fatto che la scuola fosse più aperta, però ovviamente la circolazione del virus è stata nettamente maggiore tra i bambini e in questo momento la popolazione al di sotto di 19 anni è quella maggiormente colpita dal virus. Questo sicuramente ha inciso nella epidemiologia, cioè nel aumentare la popolazione di persone infette. Dall'altra parte, ovviamente purtroppo in percentuale sapevamo che una piccolissima percentuale di bambini ha una forma grave di malattia, però è chiaramente che in termini assoluti adesso ne vediamo un po' di più, perché chiaramente essendo molti più bambini coinvolti, per quanto la percentuale sia una percentuale piccola, però in assoluto abbiamo più bambini. E chiaramente è di maggior impatto quando sappiamo e vediamo che un bambino ha una sintomatologia grave. Direi che però non è preoccupante in termini clinici, se non, ripeto, dal punto di vista epidemiologico, però tra questo e la vaccinazione dobbiamo pensare in positivo, cioè che fra 1 o 2 mesi avremo una buona quota di bambini immunizzati in un modo o nell'altro, e questo a quel punto ci fa un po' più piacere perché ci rende meno vulnerabili nel futuro. E tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Ricominciamo parlando ancora del tema pandemia e delle norme per la sua gestione, perché le minori restrizioni, in particolare per i vaccinati, vanno incontro alle esigenze di ristoratori e baristi, che sono una delle categorie più colpite dalla pandemia. La FIPE Confcommercio parla di ripartenza, anche se il vero nemico ora è l'inflazione. Gli aumenti delle bollette in particolare rischiano di frenare la ripresa. Davide Vicedomini è andato per noi tra i commercianti per raccogliere alcuni pareri. Sono passati quasi 2 anni dalla pandemia, chi ha sofferto di più sono bar e ristoranti, però adesso il governo ha deciso in questi ultimi provvedimenti di dare meno restrizioni, e voi come l'avete accolta? Si auspica che vengano veramente abbassare le restrizioni, perché abbiamo avuto 2 anni veramente di crisi, soprattutto per queste restrizioni che hanno penalizzato la categoria dei ristoranti, soprattutto perché per altri enti, uffici, altre cose pubblici magari non c'è stata questa restrizione, e noi purtroppo le spese ci sono sempre e dobbiamo tirare avanti ugualmente. Speriamo che queste cose, insomma, questi benefici per noi fino alla volta buona che possano durare, così che in maniera da riprendere il nostro lavoro tranquillamente, senza ogni 2 o 3 inciampare in chiusure. Speriamo che ci siano regole più facili e magari anche un po' più chiare, perché sinceramente non si capisce un po' più niente, perché le cose cambiano, non dico giornalmente, ma di settimana in settimana, e quindi uno non si riesce a fare neanche un quadro chiaro della situazione. Anche per questo penso, secondo me non c'è tanta gente in giro, perché anche chi ha voglia, la voglia gli passa a queste condizioni. C'è un ritorno alla normalità nei bar? Purtroppo no, cioè il lavoro è sempre uguale, poi la storia del Green Pass ha buttato giù tanto il lavoro. Quindi anche se il governo ha annunciato meno restrizioni, voi avete sempre pagato, dazio in questa crisi? Esatto. Come vi sentite? Uno schifo, perché comunque ci sta disintegrando. Minori restrizioni, soprattutto per i vaccinati, con i nuovi provvedimenti del governo, giocano a vostro favore? Assolutamente sì, anche perché veniamo da un periodo abbastanza duro per tutte le attività, soprattutto dettate dai numerosi aumenti che abbiamo avuto, e quindi di conseguenza c'è stato comunque un calo da parte della nostra clientela. Detto questo, io mi auguro di sì, sicuramente, perché le minori restrizioni molto probabilmente terrorizzeranno meno la gente, ecco, credo e spero. Il vero problema potrebbe essere l'aumento dei costi, voi lo state già sentendo dalla materia prima, siete stati costretti ad aumentare? Assolutamente sì, lei consideri che da agosto, quindi l'anno scorso, la corrente e il gas è aumentato di più del 50%. Con gli aumenti ultimi, luce, gas e quant'altro, veramente siamo ridotti allo stremo. Ecco, diciamo che questo è
il problema maggiore che adesso bisognerà affrontare, la questione dell'inflazione, che appunto si ripercuote dopo anche sui clienti. Voi siete costretti, luce e gas aumentano, dovete aumentare aumento di materie prime, dovete aumentare il servizio al cliente. Lo capisce il cliente questo? Beh, sicuramente questo fattore è determinante. Bisogna tenere presente che noi da diversi anni teniamo sempre i prezzi calmierati, per cui è da mo' che non aumentiamo i prezzi, però io fra poco con questi aumenti nuovi dovremo sicuramente aumentare, perché aumenta tutto. Già stamattina sentendo un po' vari commenti sia nelle famiglie sia nelle diciamo negli esercizi pubblici sono aumentati notevolmente. No, noi non abbiamo aumentato niente, però come ha detto lei adesso le bollette sono aumentate, non di poco anche, non so come mai anche questo sia possibile, perché sono 2 anni che ormai lavoriamo la metà e forse anche meno, ma dico, non parlo solo per me, ma parlo per un quadro generale della situazione. Non so come si fanno ad aumentare bollette in una situazione del genere così, quando ci vorrebbe un piano magari di stallo, di fermare un po' tutto e senza mettere incentivi per noi comunque commercianti, che sono 2 anni che ce la vediamo bella duretta, ecco, diciamo così. Durante la fase emergenziale la Regione ha fatto un ampio utilizzo dello smart working per i dipendenti. Ora la situazione è cambiata, con circa il 10% del personale che lavora ancora da casa. In piedi c'è un tavolo con i sindacati per aggiornare il contratto, come spiega l'assessore regionale alla funzione pubblica Roberti. Assessore, smart working, com'è la situazione in Friuli Venezia Giulia oggi? La situazione è che noi progressivamente con l'andamento della pandemia abbiamo di nuovo liberato le maglie cercando di sfruttare la normativa attuale, nel senso che questa amministrazione regionale nell'attuale contratto di primo livello non prevede lo strumento, non disciplina lo strumento smart working. Sappiamo però che strumenti normativi nazionali, i famosi decreti Brunetta, hanno mandato di fatto tutte le persone in smart working nel periodo più critico dell'emergenza, quindi nelle pubbliche amministrazioni si è assistito a un vero e proprio esodo con lo spostamento verso casa. Il 15 ottobre l'ulteriore decreto Brunetta ha riordinato il ritorno al lavoro come modalità ordinaria in presenza, lasciando la possibilità alle singole amministrazioni, tramite appositi accordi individuali, di poter mandare delle persone individuando determinate categorie. Noi l'abbiamo dapprima fatto con le categorie dei fragili e chi aveva familiari, figli in quarantena. A man mano che l'andamento dell'epidemia è peggiorato con l'aumento del numero di casi, abbiamo inteso aumentare, allargare ancora di più le maglie, tant'è che siamo arrivati a oggi, i dati più recenti, a circa 400 persone che ogni giorno stanno in smart working su un totale di 3.600 persone. Ma questo ci ha aperto anche nuove prospettive, nuove possibilità, nel senso che questo ci ha fatto capire che effettivamente non avere la disciplina dello smart working nel contratto di primo livello è un neo per l'amministrazione, perché riteniamo che questo sia uno strumento che possa, anzi debba essere utilizzato non soltanto in tempi di crisi, quando è necessario dare delle risposte ai dipendenti che magari anche per una quarantena di un familiare non possono, di un figlio non possono venire a lavorare, ma anche in tempi normali per poter permettere di conciliare i tempi del lavoro con i tempi familiari e comunque non perdere in efficienza. Lei ha sempre detto che lo smart working è uno strumento utile, però non bisogna sottovalutare l'impatto sulle attività anche commerciali che gravitano intorno al mondo del lavoro che c'è nel pubblico. E lo ribadisco, nel senso che quando parliamo di amministrazione regionale parliamo di un numero intorno alle 3.600 unità che si spostano ogni giorno e hanno i loro bisogni, dall'andare a bere il caffè all'uscire dall'ufficio al termine dell'orario lavorativo e potersi fare una passeggiata nel centro di Udine piuttosto che di Trieste o di altre città in cui ci sono sedi importanti. Detto questo, noi dobbiamo distinguere bene le due cose, dallo smart working emergenziale applicato in pieno lockdown, quando tutta l'amministrazione si è svuotata e su 3.600 dipendenti 2.008 stavano in smart working, a uno smart working che deve essere diverso e a regime in tempi normali. Uno smart
smart working e che quindi prevederà un tot di giornate, una percentuale di giornate in presenza e in cui i numeri sicuramente non saranno questi, ma saranno sicuramente molto limitati, e dove verranno date anche delle, probabilmente, anzi quasi sicuramente verranno date delle priorità, nel senso che è chiaro che la mamma con dei bambini piccoli dovrà sicuramente, i genitori con dei figli piccoli dovranno sicuramente avere una priorità più alta con lo smart working rispetto a chi non ha queste necessità di carattere familiare. Ci sarà una legge in questo senso, una modifica del contratto collettivo? Sempre un percorso molto complesso, del contratto unico più che collettivo, insomma quello regionale. Sì, nel contratto noi dobbiamo inserirlo, non ci sono problemi di modifica normativa, noi dobbiamo inserirlo nel contratto di primo livello, creare la disciplina base, quella che ora manca, e su questo siamo già attivi con i tavoli sindacali, siamo in piena contrattazione per il rinnovo del contratto che è scaduto, e assolutamente l'intenzione, ma come più volte dichiarato l'intenzione mia e dell'amministrazione è quella di inserire questa disciplina nel contratto di primo livello, dando quindi la possibilità sul secondo livello, quindi ad ogni singolo ente, regione da una parte e i 215 comuni dall'altra, di poter disciplinare, organizzare e definire quali attività svolgere in smart working. Per oggi e per questa settimana con A Voi la Linea è tutto, l'appuntamento con il nostro approfondimento è per lunedì, sempre alle 12:45, oggi invece prossimo appuntamento con l'informazione del TG Flash delle 16:30. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio, arrivederci.